Quasi 1000 i contagiati di oggi, un virus che corre sempre più velocemente, la pandemia che non accenna ad arrestare nonostante siano arrivati i vaccini. Vaccini troppo pochi la percentuale, anche se siamo virtuosi qua in Friuli Venezia Giulia, rispetto a tutte le dosi che bisognerebbe dare in questo momento. Ed è così che il virus la vince, la sta vincendo tuttora. Forse è il momento più difficile in questo momento ed è anche il momento in cui bisogna tenere duro, però è passato un anno da quel lockdown e il Friuli Venezia Giulia deve fare questo passo indietro sempre più verso la zona rossa, il baratro della zona rossa come l'abbiamo chiamato. Cosa succederà da lunedì? Sostanzialmente dovrebbero chiudere, anzi chiuderanno se così sarà zona rossa, centri estetici, parrucchieri, rimanere solo alcuni esercizi principali, tra cui supermercati e tabaccherie, didattica a distanza anche per tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi non solo medie e superiori ma anche elementari e quindi anche i più piccoli, insomma un quadro che ci rimanda di nuovo indietro al lockdown. Cominciamo da oggi a sentire anche le categorie economiche, di sicuro quelle più penalizzate sono quelle che fanno parte dell'artigianato e abbiamo con noi il presidente di Confartigianato, Graziano Tilatti. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera a voi. Allora Presidente, un quadro non certo ottimistico, certo c'è da tenere duro, magari non si sa ancora 2 settimane di sicuro, forse un mese, ma se il quadro dei contagi è così elevato, ma gli artigiani riusciranno a resistere? Beh, credo che siamo una categoria che comunque è abituata a combattere con tutte le difficoltà immaginabili e possibili che possono succedere. Credo che però se questo lockdown dovesse protrarsi, diciamo, per una durata pari a quella dell'anno scorso, credo che alla fine del percorso qualche azienda la lasceremo, ecco. Ecco, io stavo accennando a parrucchieri, barbieri e centri estetici. Quanti sono che rischiano questo lockdown? 2000 aziende nel Friuli all'interno della nostra regione, 2000 aziende che in questo periodo poi si erano attrezzate anche per avevano posto in atto dei protocolli, delle misure di sicurezza per lavorare, continuare a lavorare. Che credo che una chiusura, in particolare alcune attività che secondo noi dovrebbero essere lasciate aperte anche perché svolgono una funzione simile a quella vicina a quella sanitaria, cioè igienico-sanitaria. Non capiamo e teniamo conto anche che, diciamo, il modo di operare, i protocolli che sono stati attuati, con cui si opera in particolare presso le parrucchiere e i barbieri e anche centri estetici, sono simili diciamo ai protocolli sanitari. Ecco, sembra di essere tornati un anno indietro. Ricapitolando tutto quest'anno, lei ha detto noi siamo abituati a lottare, a tenere duro, però facendo un consuntivo di quest'anno quanto avete pagato dazio voi come artigiani? Quante aziende diciamo, più o meno? Prendendo l'intero settore manca all'appello circa il 60%, dal 60 al 70% del fatturato, in tutti i settori, in particolare nei settori. E diciamo questo dato è più acuito nei settori dei servizi e in particolare nei servizi alle persone. Per cui diciamo se dovesse, certo che il dato dell'epidemia è un dato non certo tendente diciamo, verso il sereno, per cui diciamo, l'acuirsi di questi contagi ci porterà sicuramente, porterà le autorità a prendere dei provvedimenti, ma riteniamo, ecco, in particolare in alcuni settori, che vengono viste come un ausilio a una serie di attività, diciamo, anche sanitarie. Per cui diciamo, il dato economico per noi, per alcuni settori, servizi alle persone, diciamo, quelli che operano nel wedding e poi
e quelle aziende che erano a rimorchio della ristorazione, credo che queste, se ci sarà una chiusura lunga, alla fine lasceremo sul campo una grossa fetta di fatturato, quindi rendendo incerta la sopravvivenza di questa azienda. Senta, lei si In aspettava un più, maggiore cambio di passo da parte di Draghi, a un mese di distanza, oppure nessuno può far miracoli a questo punto e nessuno ha la bacchetta magica? no, credo che il cambio di passo probabilmente ce lo aspettavamo per alcune misure che credo stia preparando, come gli indennizzi, come aiutare le aziende a uscire da questo lockdown anche di carattere economico. No? E quindi poi un cambio di passo sulla comunicazione, ma certamente se oggi ci troviamo con questo con questo indice di contagio così alto, non è certamente colpa del governo Draghi, cioè qui abbiamo vissuto in modo straordinario la parte dell'emergenza l'anno scorso e avevamo imparato a combattere e a convivere con questo virus. Credo che poi nella parte dall'autunno in poi ci sia stata una fase di rilassamento e questa ci ha portato a questi risultati. Credo che abbiamo fatto un errore tutti quanti, cioè nel senso che se avessimo letto la storia delle grandi pandemie che sono capitate nel secolo scorso, i libri scrivono che c'è stata una prima, una seconda e una terza ondata, in particolare nella spagnola abbiamo avuto 18, 19 e 20, quindi si doveva immaginare. Però credo che anche se sapremo recuperare il tempo perso con i vaccini, credo che siamo ancora in tempo per limitare i danni. Senta Tilati, come stanno andando invece tutti gli altri settori dell'artigianato? C'è stata una ripresa, non so, penso di più all'edilizia, magari col traino del superbonus rispetto ad altri tipi di settori? Ecco, il settore del comparto dell'edilizia, cioè in questo aggreghiamo serramentisti, serramentisti, impiantisti, ha avuto diciamo, una ripresa. Poi c'è stato dal mese di luglio, dall'introduzione della misura del super bonus, uno stop, perché tutti erano in attesa di poter utilizzare quel super bonus cosiddetto del 110% e ha rallentato diciamo, l'inizio dei cantieri. Ma oggi il comparto dell'edilizia, in particolare l'edilizia, perché si trova in una situazione particolare di domanda, a cui probabilmente non sarà in grado di rispondere a questa domanda, perché nel frattempo nella decennale crisi del comparto dell'edilizia sono sparite il 50% di aziende e il personale, abbiamo perso il 55% del personale. E siccome nel comparto dell'edilizia in genere, nell'edilizia c'è per formare una risorsa, non è che la formi in 3 mesi, in 5 mesi, ecco che è presto detto che rispetto alla richiesta che una volta che inizia, si superano le difficoltà burocratiche, avremo il tema di chi farà questi lavori. Ma non è che però nell'edilizia si possono trasferire senza difficoltà persone che sono disoccupate in altri settori, quindi forse converrebbe un ragionamento insieme al decisore, ragionare e cercare di programmare questi interventi, facendo in modo anche di consentire allo Stato di prendere tutte le persone che hanno perso il posto di lavoro in modo definitivo, di cercare di riconvertirle e fargli un percorso di riconversione e di formazione professionale. Però credo che sia arrivato il momento per poterlo fare, per poter in qualche modo calare a terra questi problemi, no? Perché Sì. non si può fare, non si può pensare solo all'immediato, bisogna ragionare perché Certo. la forza lavoro che rimane, settori che scompaiono, che rimangono disoccupati, non è che si può
trasferirli tout court nel settore che in quel momento ha un momento positivo. Poi ecco, questi sono i settori che questo, nonostante ciò, è il settore che ha retto, non è che abbia recuperato, ha retto o quantomeno ha contenuto la riduzione di fatturato. Io le chiedo l'ultima cosa, la Regione ha dato linfa ai vari ristori anche da parte sua, ha dimenticato qualche categoria, qualche settore, vanno allargati i famosi codici Ateco oppure ha dato fondo a tutto secondo lei? No, credo che la Regione ha fatto un grosso sforzo in funzione alla sua capacità finanziaria. Certamente la classificazione, cioè l'individuazione delle categorie dei ristori con il codice Ateco ha creato anche delle diseguaglianze, ma credo che adesso il grosso sforzo lo debba fare lo Stato. Noi abbiamo suggerito allo Stato un'azione semplice e l'abbiamo proposta a livello nazionale, cioè si prenda il fatturato dell'anno precedente, il 2019, o chi aveva un'azienda appena aperta con gli indicatori di studi di settore, individuare una cifra, la aumentiamo del 20%, si fa un prestito che va dai 10 ai 20 anni a tasso zero e quando l'economia si riprenderà, lo Stato anno per anno può dare dei ristori in conto capitale per aiutare le aziende, ma questa misura deve essere accompagnata anche da una moratoria fiscale, no? Una moratoria fiscale e diciamo una programmazione, perché moratoria fiscale non vuol dire non pagare, ma non è che tu puoi continuare a spostare i termini del pagamento dei tributi e senza programmare una dilazione. Questo si voleva fare, e questi prestiti fatti così con delega all'istituto bancario che li eroga a mettere in moto un circuito virtuoso, pagando fornitori, dipendenti, tributi, innescava un percorso di economia, di ripresa dell'economia. Credo che piuttosto che fare ristori insufficienti, forse è meglio praticare questa via. Va bene, grazie Presidente per essere intervenuto in trasmissione, le auguro buona serata. Grazie a voi e speriamo che questo virus venga finalmente sconfitto. Arrivederci. Ce lo auguriamo tutti quanti. Allora, lasciamo questa prima parte di screenshot e poi torneremo. Deborah Serracchiani, onorevole del PD, si parlerà appunto del futuro del Partito Democratico, sempre più indirizzato a eleggere come segretario nel congresso di domenica Enrico Letta. Pubblicità. Eccoci tornati per la seconda parte di Screenshot, la nostra puntata dedicata da una parte alla annunciata ormai quasi risaputa zona rossa, in questa parte invece parliamo di politica. Dovremo avere con noi l'onorevole Deborah Serracchiani. Buonasera. Salve, buonasera. Buonasera, allora parliamo di politica, ovviamente al centro degli argomenti in questi giorni è finito il PD, le dimissioni di Zingaretti e forse probabilmente la quadra trovata intorno al nome di Letta. È così, Serracchiani? Sì, le dimissioni del segretario nazionale sono state ovviamente un fulmine a ciel sereno e ci hanno sicuramente disorientato e creato delle oggettive difficoltà in un passaggio così delicato come quella della nascita del governo Draghi. Oggi però possiamo dire che ci stiamo avviando verso un'assemblea, quella di domenica, direi per lo più unitaria, che darà mandato al nuovo segretario, e questo nuovo segretario è stato individuato in Enrico Letta. A tal punto che lei, Serracchiani, sappiamo insomma che molti avevano fatto il suo nome, peraltro avevano anche intervistato tante persone, tanti esponenti politici del Friuli Venezia Giulia dell'area centro-sinistra avevano fatto il suo nome come segretario, oltretutto donna, in questo momento servono donne anche al comando, però lei avrebbe rifiutato? Ma io intanto ho ringraziato tutti, tanti e tante donne che mi hanno chiesto appunto questo passo in avanti, però ho ritenuto oggettivamente che oggi
fosse necessario davvero dare una prova di grande unità. Quella di domenica prossima è un'assemblea che si è formata peraltro con un'altra maggioranza congressuale. Non possiamo non tener conto, e non possiamo non tener conto della necessità veramente di evitare oggi delle divisioni. Dobbiamo dare un mandato pieno, ovviamente opposto, l'ho fatto oggi in un comunicato, in un post che ho ritenuto appunto di scrivere. Ho chiesto però al segretario nazionale di farsi carico di alcuni nodi che sono fondamentali all'interno del Partito Democratico. Va avviata una discussione politica vera, seria, profonda su quello che il Partito Democratico è oggi e su dove vogliamo arrivare, ovviamente con un'esperienza anche come quella del governo Draghi, che sicuramente è una prova e una sfida importante in un'epoca di emergenza sanitaria che sta travolgendo tutto e tutti. Per cui credo francamente che i temi siano talmente tanti e sia talmente straordinaria la situazione che dobbiamo ritrovare quest'unità non solo di facciata, ma che dobbiamo però crescere e maturare. Ne ha bisogno il Partito Democratico, ma io sono convinta che anche il campo del centro-sinistra tutto sia necessario al Paese, quindi lavoreremo per questo insieme. Se la memoria non mi tradisce, lei era Presidente della Regione, probabilmente ha lavorato anche con Letta, giusto? Quando era Presidente Sì, io ero Presidente della Regione, lui era Presidente del Consiglio, abbiamo avuto modo di lavorare. Tra l'altro forse ricorderete anche il famoso vertice russo organizzato a Trieste con l'allora Presidente del Consiglio Enrico Letta e l'arrivo di Putin, e fu indubbiamente anche per la nostra regione, per la città di Trieste, un momento davvero in cui divenne una vetrina internazionale importante. Ecco, con Letta da una parte e Conte dall'altra, che guida sempre di più il Movimento 5 Stelle, questa unione del centro-sinistra, mettendo anche l'EU, può guardare anche verso il centro, creare una grandissima coalizione anche per un futuro? Beh, Conte e Letta intanto sono due ex presidenti del Consiglio. Credo francamente che questa autorevolezza sia importante nei confronti del rapporto con il presidente Draghi e anche nella necessità, lo dico soprattutto per il Partito Democratico, di essere ancora più determinati su un'agenda che sta portando avanti il governo Draghi, che non è altro che l'agenda anche e soprattutto del Partito Democratico. Questo rafforzerà i rapporti nel campo tutto del centro-sinistra, starà poi al lavoro nostro, al lavoro anche ovviamente del Movimento 5 Stelle, che sta a sua volta trasformandosi, cercare di trovare quei punti di convergenza che ci permettono sui territori e anche a Roma di trovare appunto delle condivisioni su temi essenziali. Penso al piano dei vaccini, penso ovviamente a tutte le scelte in economia che dovremo fare, anche quelle che riguardano ad esempio il lavoro e che saranno contenute in gran parte nel prossimo decreto sostegni. Manca poco magari l'ufficialità che Friuli Venezia Giulia debba andare in zona rossa, ma si ritroverà così in mezza Italia. Magari qualcuno pensava che con Draghi il vento cambiasse, in verità bisogna stare dietro una pandemia, ci sono dei dati insomma, che non cambiano né da Conte né da Draghi. Come spiega alla gente anche che dice con Draghi probabilmente doveva cambiare il vento, invece non è così, ci ritroviamo come un mese fa? No, nessuno ha una bacchetta magica, neppure il presidente Draghi. Dobbiamo continuare a pensare che siamo dentro un'emergenza sanitaria e dentro un'emergenza sanitaria che purtroppo ha bisogno ancora di tempi per potercela mettere alle spalle. Insomma, mi riferisco non soltanto ai vaccini, su cui c'è un'accelerazione importante, anche delle scelte importanti, penso ad esempio al divieto di esportazione per quanto riguarda appunto l'approvvigionamento, però la pandemia è ancora nel pieno purtroppo delle proprie forze. Il fatto che ci siano molte regioni come il Friuli Venezia Giulia, anzi forse il Friuli Venezia Giulia ha bisogno di una riflessione in più, perché qui i numeri sono davvero impietosi e sono terribili, insomma, quindi credo oggettivamente che bisogna continuare a fare attenzione, utilizzare la mascherina, il distanziamento, evitare assembramenti, lavarsi spesso le mani. So che ormai ci siamo abituati a tutto questo, ma non abbastanza se ancora purtroppo ci ammaliamo. L'ultima cosa che le chiedo, una settimana di distanza ha capito lo sfogo poi di Zingaretti e rivedendovi anche facendo un mea culpa all'interno del partito, quando si parlava di ricerca di poltrone, l'avete fatto? Ma io non ho condiviso, devo dire la verità, l'ho scritto anche le parole che ha usato il segretario, perché se posso capire emotivamente il momento difficile non ho diciamo, condiviso il riferimento alla vergogna neppure alle poltrone, perché credo sinceramente che sia stato anche e soprattutto un gesto di chi oggettivamente si è trovato a sopportare, a fare un lavoro estremamente gravoso. Detto questo, credo che bisogna ritrovare, come dicevo,
l'essenza per cui il Partito Democratico è un partito di centrosinistra e anche e soprattutto le ragioni che evidentemente oggi ci devono consentire di appoggiare questo governo appieno, perché abbiamo bisogno davvero, come dicevamo prima, di uscire dall'emergenza sanitaria. Dopodiché penso che Nicola Zingaretti abbia adesso un compito importante, quello di aiutare il Partito Democratico ad uscire da questa fase molto difficile, molto traumatica, e poi ovviamente il presidente di una grande regione sa che l'impegno è un impegno massimo, oltre ad essere un dirigente sempre del Partito Democratico. Grazie, io la ringrazio onorevole Serracchiani per essere intervenuta nella nostra trasmissione, sappiamo che lei ha tanti impegni istituzionali e la lascio anche al prossimo, insomma. Grazie per aver rilasciato questa intervista. Bene, con questa intervista di Serracchiani noi ci salutiamo, ci vediamo domani come sempre a Screenshot, puntata dalle 19:45 alle 20:15, e quindi vi daremo le varie notizie del giorno, oltre a quella che dovrebbe essere l'ufficialità del passaggio del Friuli Venezia Giulia a partire da lunedì in zona rossa. Ci vediamo domani, grazie, arrivederci.